Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è domenica 10 novembre, stiamo facendo la prima uscita della stagione 2019 sulla neve. Ci troviamo sui Monti Lessini, faremo una cosa molto semplice, io non ho neanche le ciaspole, ci saranno una trentina di centimetri di neve. Faremo due cime qua nella zona, la Sparavieri e Cima Trappola. Ora partiamo perché tira un po' di vento e fa freschetto. Quello là dietro è il gruppo del Carega, lì ci saranno almeno 60-80 cm di neve. Noi siamo diretti a quella piccola cima là, come prima cima, e poi lo vedremo meglio il panorama, però già da qua è veramente grandioso. Siamo arrivati al Monte Sparavieri, c'è un paesaggio bellissimo, un panorama assurdo sul Monte Carega, i miei compagni, Buongiorno. il Monte Baldo là dietro e un po' delle Dolomiti di Brenta, Radamello là in fondo, incredibile. Cosa ne pensate? Bellissimo, No. bello, bel paesaggio. Stupendo. Si vede anche uno scorcio del lago, zona Sirmione Salò. Qua c'è anche molta più neve, infatti l'unico di noi che ha le ciaspole, diciamo che va meglio. Scesi, stiamo risalendo, ora scendiamo ancora un bel po' e poi risaliamo. Ho fatto un errore, Cima Trappola è quella più dietro, non ci arriveremo perché ormai è già mezzogiorno e arriveremo lì a rifugio per pranzo e poi scenderemo di nuovo al parcheggio. Passando una serie di trincee e grotte scavate nella roccia, sono spettacolari. È incredibile che nella prima guerra mondiale i soldati passassero qui anche l'inverno. Comunque da questi fori c'è una vista pazzesca, molto suggestiva.
Stiamo cercando di rimanere più in quota possibile e qua non c'è la traccia già fatta, quindi stiamo sprofondando. Però non manca tanto al rifugio. Quella è cima a trappola, per arrivarci bisognerebbe scendere fino a qua e poi risalire, ci vorrà almeno 2 ore andare e tornare. Adesso noi mangiamo, mi cambio anche la maglietta perché sono fradicio. Il buon Matteo si è portato il fornello e il risotto. Buonissimo. Quinoa, riso rosso, pomodorini e olive verdi. Che top. Abbiamo finito di mangiare, forse anche troppo. Ora scendiamo attraverso la pista da sci che ora è chiusa fino al parcheggio. Io vi lascio con qualche immagine ancora di questo panorama strepitoso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Alla prossima!